Le giornate della preistoria, che qui si organizzano dal 2008, offrono una possibilità sostanzialmente unica innanzitutto di un luogo. Questa grotta del Clusantin è un vero sito archeologico paleolitico dove gli uomini del Paleolitico 14.000 anni fa cacciavano le marmotte. Oggi ai bambini con le giornate della preistoria è data la possibilità di sperimentare quelle che erano le tecniche utilizzate da questi uomini di 14.000 anni fa, i sapiens, quindi uomini simili a noi, ma anche a uomini vissuti in questa valle molto prima. Si arriva addirittura a 50.000 anni fa con gli ultimi uomini di Neanderthal che in particolare hanno lasciato le tracce della loro presenza nella grotta del Rio Seco, un sito di importanza internazionale che si trova a un paio di chilometri da questo punto dove noi ci troviamo. Collaborazione fondamentale dell'Università di Ferrara. Esattamente, un rapporto storico che risale con i primi scavi del professor Bartolomei ai primissimi anni 70, 1970-71, primi scavi nelle Grotte Verdi che oggi sono visitabili turisticamente, e poi la riscoperta e la rivitalizzazione di questo rapporto a partire dal 2001 col professor Peresani, un rapporto che dura e continua da allora. Noi oggi stiamo gestendo il laboratorio dedicato all'arte del Neanderthal, che come il Sapiens utilizzava pigmenti naturali e tutto ciò che in natura poteva reperire per l'ornamento personale e il decoro sempre della propria persona. Fondamentalmente utilizziamo conchiglie forate per lo più per creare pendenti, come il Neanderthal stesso faceva. Utilizzava anche elementi animali, artigli di rapaci, piume di rapaci, e soprattutto l'ocra, che è un pigmento naturale, si trova in forma di blocchetti o grossi blocchi colorati di un giallo molto intenso, che una volta cotto, una volta esposto a un calore molto intenso, può diventare di colore rosso per reazione chimica. Contenendo delle particelle di ossidi di ferro, questa pietra gialla si colora di rosso. Altri pigmenti naturali molto facili da reperire sono il carbone o comunque minerali piuttosto facili da trovare nei torrenti, nei gretti dei fiumi, che possono assumere colorazioni bianche o grigiastre. Questo laboratorio è un laboratorio dedicato al fuoco, li facciamo ragionare su quello che è stato il ruolo appunto del fuoco per l'uomo preistorico, utile non solo per cucinare, proteggersi, illuminarsi e riscaldarsi, ma anche per produrre altre sostanze come la pece di betulla. E poi gli insegniamo quali erano i metodi preistorici di accensione, col metodo della percussione. Che materiali utilizzate nello specifico? Allora, per il metodo con la percussione usiamo la perite, che è formato da zolfo e ferro, e della selce, quindi percussione di selce su pirite. Così la percussione genera scintille, queste scintille vengono raccolte dal cosiddetto fungo esca, il Fomes fomentarius, che è appunto un fungo utilizzato già nella preistoria proprio come esca per catturare le scintille. Il fungo esca crea una brace e da lì viene trasferito all'interno di paglia o di materiale infiammabile e si genera il fuoco in questo modo. Stamattina abbiamo insegnato ai ragazzi e alle ragazze che sono venuti a trovarci a lavorare la selce, che è la materia prima principe della preistoria, che veniva utilizzata per creare strumenti di enorme diversità e complessità, e prendere mano con questi strumenti e a imparare a utilizzarli, a riconoscerli, è il tassello principale per conoscere la preistoria sin dall'infanzia. È facile da utilizzare la selce, è una materia prima su pietra ovviamente, caratterizzata dalla vetrosità, e quindi è abbastanza intuibile come si comporta, come lavorarla.
e i ragazzi e le ragazze si stanno davvero divertendo, anche perché lavorare con le mani è interessante, è utile, perché bisogna imparare a utilizzare con i gesti, con la tecnica, con la metodologia questa materia prima, che può essere sì facile da utilizzare quanto pericolosa, dato che si creano dei margini molto taglienti. Come evitate che si facciano male? Non possono farsi male con noi i bambini e le bambine, dato che sono tutti attrezzati con dei guanti che forniamo noi e con degli occhiali protettivi. Come studente di archeologia vedi che questo può essere uno sbocco professionale per te, cioè la realizzazione di questi laboratori nelle scuole primarie, per esempio. Questi laboratori sono molto utili per avvicinare i bambini e le bambine a un campo di studi che non è tipicamente studiato nella scuola italiana, cioè la preistoria, che solitamente viene utilizzata la prima parte del terzo anno alle elementari. In realtà è un ambito di studi molto bello, interessante, divertentissimo e vasto, quindi utilizzare questi metodi per avvicinare i più piccoli a questo campo di studi è sicuramente una sorta di via preferenziale per interessarli e per magari invogliarli a continuare in futuro. Ti è piaciuto? Sì, Cosa hai fatto? abbiamo cercato di accendere un fuoco, ma era molto difficile. Ti sei sentita un pochettino una bambina primitiva? No. È difficile scheggiare perché devi fare tante volte prima che si accenda. Cosa ti è piaciuto di più di tutta questa giornata di laboratori? L'accensione del fuoco. E tu sei riuscito a accenderlo? Sì, In particolare, che cosa è difficile fare? fare andare la scintilla nel fungo, Nel fungo. E tu com'è che ce l'hai fatta? con fortuna. L'altro laboratorio che hai fatto qual è stato? È quello della scheggiatura della selce. E quello era difficile anche quello? Non troppo. Cosa ti è piaciuto di quel laboratorio lì? Che abbiamo potuto portarci a casa la selce che avevamo scheggiato. Sono cose che fai a scuola queste o no? No.